Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza e oggi ci troviamo a Cerea, nella Bassa Veronese, nell'area Exp, in occasione della edizione Vini Veri, che è arrivata alla sua 14ª edizione. Vini Veri perché gli altri sono falsi? No, è che loro ovviamente vantano il fatto che non ci sono additivi né fosfati, cioè proprio così, al naturale, come l'uva vuole. Prendi l'uva, la piegi e viene fuori il vino, naturale, senza additivi, senza niente. E a tal proposito non potevo mancare anch'io nell'assaggiare, come fanno tutti quanti, qua sono tutti intenditori, fanno così col naso, ma adesso andiamo con la bocca. Questo è un ottimo Pinot, ve lo consiglio, se ne volete sapere di più segui il servizio. Allora, siamo qui a Cerea in occasione di Vini Veri, che è arrivata alla sua 14ª edizione. Insieme a me c'è il presidente del consorzio Vini Veri, Giampiero Bea. Buongiorno. Buongiorno. E complimenti, perché questa iniziativa non è solamente conosciuta in Italia, ma anche all'estero. Beh sì, sicuramente più all'estero che in Italia. Noi, gran parte di noi siamo presenti all'estero per una buona percentuale, sicuramente sopra il 50%, alcuni anche fino all'80-85%. Comunque è un'idea di realizzare una vetrina per portare nel bicchiere quella materia che nasce nella vigna senza nessuna aggiunta, senza nessuna esclusione. Non togliamo la buccia, non togliamo il vinacciolo e non aggiungiamo nessun'altra sostanza enologica. Allora, in un periodo in cui va di moda, diciamo, il risparmio, invece questa è una contrattendenza importante, perché una delle nostre eccellenze più conosciute al mondo, ovvero il vino, può essere bevuto in maniera naturale. Certo che è possibile, anzi per noi sembra scontato portare nel bicchiere, nelle nostre mense, qualcosa che sia sano dal punto di vista, cioè non ci siano contaminazioni da parte della chimica di sintesi e che comunque sfrutti tutto quell'equilibrio che la natura ha pensato, ha messo in armonia, senza correre il rischio di esagerare in questa o in quella aggiunta che potrebbe comunque essere solo frutto di un buon progetto ma dell'uomo. Bene, io la ringrazio e buon divertimento. Grazie a voi, grazie per l'attenzione. Vini Veri. Sì, vini veri, Cosa c'è rispetto a quelli falsi? Qual è la differenza? che cercano di non mettere nulla, di non sofisticare il vino con solforosa o lieviti selezionati. Tutto quindi doverosamente naturale, giusto? Dovrebbe essere così. Si sente la differenza? Abbastanza, sì. Ma dopo quanti bicchieri si sente la differenza? Già da subito, cerchiamo infatti di non bere tanto. Un goccio per giusto assaggiare. Sì, ma la maggior parte lo sputiamo. Esatto. Ma da dove venite voi? Milano. Milano, quindi fammi un bel saluto milanese. Ciao. Siamo insieme a questo signore che stanno usando l'odore rimasto del vino, immagino. Certo, Quindi questo ha una valenza importante poi per definire il tutto. è fondamentale perché il profumo è ciò che rimane assolutamente dentro nel cuore e nell'anima di un vino naturale, di una bellissima manifestazione come questa. Esatto, sono gli amici che ridono, ma questo, sa un sacco di roba questo signore qui, Allora, già che vedo che è molto appropriato nell'argomento, ci dia l'identità di un vino vero. Un vino vero deve prima colpire il cuore e poi salire nel cervello e restare in bocca. Questo è il vino vero, per sempre. Direi che oltre a un grande, diciamo, degustatore, sommelier, aggiungerei, è anche un ottimo poeta. La ringrazio. Comunque no, il vino vero deve avere un sapore, come dire, genuino, assolutamente non sapere degli odori e rimanere in bocca per lungo tempo. Bene, grazie e buon proseguo. Allora, siamo insieme a una produttrice di vino, come si chiama? Maria Chiara Di che cantina? Simonetti Carla Podere Trinci. Allora, la differenza tra un vino classico e un vino vero? Sta nelle mani del produttore e nella fortuna della terra. Dipende tutto da quello che riesci a raccogliere dalla terra, da come ti accosti alla terra e a prendere il frutto che ti dà. Ma anche il procedimento deve essere estremamente naturale, Sì, per il cui... procedimento è molto naturale, noi in genere lavoriamo solo l'uva e quindi nella bottiglia troviamo l'uva, però appunto il lavoro principale lo facciamo nel campo, nella vigna, a monte. Ma sì. viene pigiato con i piedi o no? Dipende dalle siamo un po' annate. A me obsoleti. è successo nel 2014 per esempio di pigiare una parte dell'uva a piedi in un tino, però in genere io nel mio piccolo io faccio solo
pochissime bottiglie, 1 ettaro di vigneto, quindi una produzione molto piccolina. Quante bottiglie? 1.500-2.000 bottiglie. Quindi sono molto ricercate, immagino, queste bottiglie. Non si sa. O le bevete tutte voi, no? No, un po' le beviamo, un po' le regaliamo, qualcuna la vendiamo, insomma c'è un po' Però di... lei ci può garantire che nessun cinese potrà mai fare il suo vino? Questo non si può mai sapere, dipende da quella terra che ha lui là, dipende solo da quello. Va bene, grazie. Grazie a voi. E buon ritorno a casa. Siete di? Noi siamo dell'Alta Maremma Toscana, Castagneto Carducci, ma il territorio vitivinicolo è Bolgheri, quindi io lavoro in questo modo come noi che siamo qui a questa rassegna, con un'attenzione particolare all'autenticità del territorio e al procedimento genuino dell'agricoltura e della vinificazione a Bolgheri, dove invece molti lavorano in maniera diversa. Certo. Quindi sono un bolgherese autentico in maniera diversa dagli altri. Viva il vino vero! Viva! Ciao! Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza in questa meravigliosa primavera. Vi vogliamo ovviamente augurare una buona Pasqua, buona Pasquetta, ovunque voi andiate, se al sud, al nord, al centro, se state a casa, insomma l'importante è che guardiate anche oggi l'appuntamento di tutti in piazza, perché ce ne sono veramente delle belle da vedere. Siamo in Lombardia, esattamente siamo stati a Senago, in provincia di Milano, per la festa della filosofia, questo appuntamento che ritorna puntuale già da qualche anno a questa parte, dove comunque all'interno c'è una situazione molto filosofica e diciamo che ci fa ricordare ogni tanto anche il fatto che bisogna alimentare lo spirito e non solamente la panza. Poi sempre dalle parti, questo è stato il massimo, non ridere, poi sempre dalle parti di Milano, esattamente a Cusago, c'è il Cusago in Fiore, appuntamento ovviamente primaverile che non possiamo mancare, per cui vai col servizio. La Festa della Filosofia è una rassegna itinerante di incontri dedicati appunto alla filosofia, organizzata dall'Associazione Culturale Casa Editrice Albo Versorio, che si svolge in 8 comuni dell'Interland milanese, che sono Arese, Baranzate, Cesano Maderno, Cesate, Lainate, Ro, Senago e Solaro. E proprio a Senago la Festa della Filosofia è partita il 2 aprile con Vito Mancuso ed è proseguita poi con Carlo Sini, e tutta questa serie di incontri proseguirà in una serie di comuni come ad esempio Ro, in cui sarà presente Massimo Donà il 21 aprile, Umberto Galimberti che invece interverrà ad Arese il 26 maggio e si concluderà con Massimo Cacciari e Carlo Sini il 18 giugno. Il tema di quest'anno è paure e speranze dell'Occidente, quindi il tentativo è quello di fare in modo che la filosofia possa prestarsi a trattare i grandi temi scottanti della nostra attualità, però in un modo semplice e coinvolgente, che possa appunto coinvolgere un vasto pubblico, che è quello che ormai ci segue da 8 anni. Questo è il punto: paura, quindi dramma, tragedia, ma speranza, ottimismo. E siccome però tra i due, tra la paura e la speranza, chi è più forte a braccio di ferro è la speranza, almeno secondo me. Ecco che il sostantivo è ottimismo. Però la paura è importante, non la puoi buttare fuori, non fare i conti, quindi devi inserirla e diventa un aggettivo, qualcosa che si aggiunge al sostantivo, che dà sostanza. Ottimismo tragico. Si tratta della vita dell'antichità greca, della visione della vita dell'antichità greca, di un ottimismo tragico. La vita non è affatto una festa, è un divertimento continuo. Nella vita ci sono molte cose mostruose, malvagie, tristi, sporche, tuttavia, rendendosi conto di tutto questo, bisogna avere dinanzi allo sguardo interiore l'armonia e cercare di realizzarla. Grazie dell'attenzione.
Acerea 4G coperture, impermeabilizzazioni, rifacimento di coperture, manutenzioni generiche, ristrutturazioni, restauro edifici civili ed industriali, assistenza per bonifica amianto. Acerea Maurizio Furlani, dal 1987 con TF Auto ad oggi con Auto Cerea, garantisce esperienza per l'acquisto della vostra auto nuova e usata. Inoltre assistenza post vendita con garanzia trentennale della nostra professionalità e serietà. Acerea Auto Officina Gommista Olivati Simone, riparazioni auto di qualità con assistenza, tagliandi anche di macchine di nuova immatricolazione in garanzia, revisioni, assistenze impianti a gas, GPL e metano. L'Anguilla, gusto, sapore, tradizione. Da oltre 20 anni l'azienda agricola Durigon Rosa alleva con passione queste prelibatezze. Venite a trovarci, annuale in via Valsugana 40. Cab Log, operatore logistico leader nazionale in grado di fornire servizi in ambito alimentare, alimentare compatibile, bevande liquori, prodotti per la pulizia della casa, per la cura personale, alimenti per animali e automotive. Clint distribuisce in Italia prodotti per distribuzione in bassa tensione. I prodotti Clint si possono trovare nei principali distributori di materiale elettrico. Visita il nostro sito www.clint.it. Dal 2011 a Cassola, centro commerciale Cosma Center, 7000 metri quadri dove puoi trovare le migliori marche in articoli per la casa, giochi, articoli da regalo, arredamento interno. Inoltre ti offre un reparto di 3500 metri quadri tutto dedicato all'arredo esterno, dove puoi trovare un vasto assortimento nell'arredo giardino, piscine, gazebo, mobili, accessori e tutto per il campeggio. La qualità a un prezzo unico. Emma Casa realizza da oltre 10 anni case in legno in tutto il Veneto. Forti perché siamo direttamente produttori, abbiamo le migliori tecnologie e l'esperienza per realizzare la tua casa in legno. Acerea da 25 anni, la prima vera impresa di pulizie, i professionisti delle pulizie civili ed industriali, pulizie fotovoltaico, con apparecchiatura all'avanguardia e personale qualificato. La Primavera e il suo staff saprà garantire un servizio eccellente. Luisetto Cantieri è un'impresa edile specializzata nella ristrutturazione e finitura di immobili, abitazioni private, edifici industriali e commerciali. Un partner ad alto valore aggiunto sono la scelta e l'utilizzo convinti del metodo Global Service. Luisetto Industry, il partner dell'industria nel campo delle pavimentazioni, con specifiche ed elevati standard di igiene e sicurezza. Ha norme giuridiche, pavimentazioni, rivestimenti in clinker, antiacido, pozzetti, canalette in acciaio inox, standard igienici e di sicurezza. Maco 2L SRL, specializzata nella produzione e vendita di macchine tradizionali per legno, combinate, seghe circolari a nastro e molto altro. Forniamo inoltre ricambi e assistenza per la Sicar Furore. Venite a trovarci a Cerea, la tua passione per il legno comincia da qui. Manton Ancasa è ancora più grande, con il nuovo negozio e il punto di riferimento per i tuoi acquisti ad Azzarello di piove di sacco, con i migliori marchi di casalinghi e articoli da regalo. Per questo mese saldi sui mobili d'arredo giardino. Annuare, occhiali di Barbara, con ottica, optometrista, contattologa, laboratorio interno e consegna immediata dell'occhiale. Solida Costruzioni, costruisce e restaura la tua casa. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione. Solida Costruzioni, per solide abitazioni di qualità. Tecnoinformatica, dal 2003 il punto di riferimento per la consulenza, progettazione e realizzazione di strutture informatiche private ed aziendali. Con tecnici altamente qualificati garantiamo un rapido ed efficace uso di sistemi informatici. Acerea TS Meccanica Speciale, con apparecchiatura all'avanguardia per lavorazioni per conto terzi e controllo numerico di qualsiasi materiale, dal ferro inox alla piastra, offrendo progettazione e realizzazione.